Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di venerdì 8 settembre 2022. Cerca di comprare una Mercedes utilizzando un assegno falso, scoperto un tentativo di truffa da parte di un cinquantenne del nord Italia ai danni di un bellunese. L'autore del tentato raggiro è stato individuato dai carabinieri e denunciato. A rivolgersi ai militari il venditore dell'auto, insospettito dalla rapidità con cui si era conclusa la trattativa a distanza con il potenziale acquirente che, motivo dei sospetti, era immediatamente pronto a consegnare l'assegno e a siglare il passaggio di proprietà senza nemmeno aver visto il mezzo. Una modalità, spiegano i carabinieri, che si rivela frequente. Questo tipo di operazioni, precisa la compagnia di Feltre, avvengono generalmente nel fine settimana in prossimità degli orari di chiusura delle agenzie di pratiche auto e delle banche. Una scelta ben precisa. Con la digitalizzazione del sistema, infatti, il passaggio di proprietà concluso in agenzia è immediatamente valido e trascorse 12 ore diventa impossibile la revoca della cessione del mezzo, obbligando chi vende a percorrere la via giudiziale con esiti e tempistiche incerte. Inoltre mettono in guardia i militari: se la compravendita avviene in concomitanza con l'orario di chiusura degli sportelli bancari, diventa impossibile anche ricevere le garanzie sull'affidabilità del mezzo di pagamento. Nel caso in oggetto, oltre all'assegno, erano falsi anche i riferimenti relativi al circuito bancario, così come il numero di telefono al quale, sottolineano le forze dell'ordine, presumibilmente avrebbe potuto rispondere un complice della truffa. Visti i sospetti da parte del venditore, all'appuntamento per la cessione si sono presentati proprio i carabinieri che, svelato l'inganno, hanno fermato 3 persone, delle quali una è stata denunciata per tentata truffa. Il territorio dell'Us Dolomiti ha il più alto tasso di suicidi in Veneto, 128 ogni 100.000 abitanti nel periodo 2010-2020, a fronte di una media regionale a quota 84. E quanto emerge dal report Sant'Anna 2020, per sensibilizzare la cittadinanza sulla questione, l'azienda sanitaria bellunese, con i suoi dipartimenti di salute mentale, ha organizzato per domani, sabato 10 settembre, un open day con un punto di ascolto e di supporto. Dalle 8 alle 13 al centro salute mentale di Pieve di Cadore, un medico psichiatra, uno psicologo e un assistente sociale saranno a disposizione gratuitamente e senza appuntamento, sia di persona che telefonicamente, al numero 0435 34 15 54. Ulteriori incontri sono in programma nelle prossime settimane ad Agordo, Belluno e Feltre. Sta rientrando, almeno in provincia di Belluno, l'emergenza siccità sofferta nei mesi scorsi. Le precipitazioni di agosto e inizio settembre hanno garantito l'approvvigionamento mancato nel corso di primavera e inizio estate. I dati ARPA sul bilancio pluviometrico attestano che ad agosto sono caduti mediamente 121 mm di pioggia, più della media storica 1994-2021, il cui dato è di 101 mm. Negli ultimi 11 mesi è la seconda volta che piove più del previsto. Prima era successo a novembre 2021, mentre per il resto dell'anno il deficit è stato pesante, con addirittura 4 mesi in cui le precipitazioni sono state inferiori di oltre il 50% rispetto al previsto. Vaia diventa arte è il titolo di un'iniziativa a cura di Marco Martalar, scultore che crea opere utilizzando gli schianti della tempesta dell'autunno 2018. Assieme a lui fotografi e altri artisti che domani, sabato 10 settembre, saranno a Candaten Sedico per un pomeriggio culturale. A partire dalle 16 nell'area picnic si alterneranno lo stesso Martalar, Manuel Cicchetti, fotografo, e Angelo Miotto, giornalista. Questi ultimi, attraverso un reportage, hanno descritto la distruzione e gli effetti di Vaia. Presente anche Francesca Gallo, musicista e artigiana, produttrice di fisarmoniche. Passiamo allo sport. Pallavolo, oggi l'amichevole di lusso tra la Darol Logistics Belluno e l'Itas Trentino, formazione della massima serie italiana e finalista, sconfitta dai polacchi dello Zaksa nell'ultima edizione della Champions League. Sarà stimolante, divertente e piacevole, una festa per tutti, il commento del direttore generale della DRL Franco Darè. DRL che troverà da avversario il bellunese Alessandro Bristot, schiacciatore neocampione d'Europa Under 18 con la nazionale. La sfida è in programma alle 18 alla Spessarena, con ingresso libero.
Calcio Serie D, domenica secondo turno di campionato per la Dolomiti Bellunesi, sconfitta nella partita di esordio da Villafranca Veronese. Trasferta in provincia di Rovigo per affrontare la Deriese, sulla cui panchina siede una vecchia conoscenza del calcio bellunese, l'allenatore Roberto Vecchiato, ex tecnico del Belluno. Lo conosco da più di 10 anni, commenta il capitano della Dolomiti Simone Carbonese. So che le sue squadre sono toste e organizzate, ma non dobbiamo avere paura di nessuno. Andiamo ad Adria a giocare la nostra partita. E sempre a proposito di calcio, domani la cerimonia di consegna del premio Mauro Gorza, storica iniziativa della Juventina Mugnai in ricordo di un suo giocatore scomparso a seguito di un malore in campo. Appuntamento alle 11 a Mugnai di Feltre. Il riconoscimento andrà a Marco Paier, bandiera del Cavarzano e oggi pilastro dell'Unione Limana Cavarzano. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e del sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.